Il cugino di Sin! Il cugino- Eccolo qua, in esclusiva! Come ti chiami? Gian Franz Beckerlenbauer. Sì, certo. Ma scusa, sei proprio cugino di Yannick Sin? Di primo grado? No, i capelli, insomma, ci siamo. Ma sei di primo grado? Sì, perché qua tutti abbiamo capelli rossi. Allora, a dire il vero, Sì. siamo cugini alla lontana, perché Sì. mio papà ha Sì. sposato la sorella del Sì. suo cognato, del fratello del suo papà, Sì. la sia Gianna Lidien, Sì, Gianna Lidien. che dopo l'ha aperto un negozio di canetterli Ah sì, a dove? in piazza. Ah, in piazza. Ok. Prima adesso assunto da suo nonno De Heidi, Sì, ma dai, ma per piacere. patenere le caprette che le faceva ciao. Sì, Che pensava che a Heidi che mancasse un boio credo bene anche. e la film andava da Vittorino Andreoli, Sì, ma non che sta verso psichiatra. Ah, no, che quando sta- l'installava ha detto anche che i monti ci sorridevano. Certo. Figurate, alla fine l'ha finita dei psicofarmaci. Sì, no, poveretto. Ma è stata tutta colpa della signorina Gianna Rottermeier. Ormai, sì. Vabbè, dai, latte passato. Ma lei ha trascorso l'infanzia con Yannick, giusto? Cioè, ma da bambino com'era Yannick? Com'era? L'era da Tiumandà. Sì, così. Non stava mai fermo. Ah, mai fermo, mai fermo. Con sta testa dei caverissi. Sì, sì. certo. Rossi, Rossi, sì. fissi Ecco, e la certo. faccia piena di lenticchie. Sì, veramente. ecco, sì. E parea quel dei tre neoni di un maggiordomo. Sì, Che non era mia quel di Simperetta. No, Cioè, no, no. perché Mi cacana, sì. girava questa fafola, invece non era mia lui. In più, aveva la testa dura. Sì. E quando si metteva in testa una cosa, Sì. lui doveva farla a tutti i costi. Ah, Vedi, sì? vedi. Come quando appunto lui ha deciso Sì. di giocare a tennis. Sì. Solo che sta fermo. Sì. Perciò quando ho cominciato a giocare a tennis tu c'eri. Ja, Sì, molto ja, Era una sera che pioveva Sì. e che tiravo un forte Sì, fake. allora Ma, niente ma adesso non cominciamo. Eravamo tutti a Maià, a casa sua, e era sì. anche il nonno di suo zio e del suo cognato. Ah. E il vecchio Gianna Rudolf. Scusi, com'è che si chiamava? Gianna Rudolf. Che lui era matto come un stambecco. Sul più pelo, Sì. sul più pelo che stiamo mangiando, è il nonno Gianna Rudolf e si alza e esclama: Yannick, e Yannick, sa che?